stava passeggiando con la sua bicicletta lungo la via quando improvvisamente è stato travolto da un camion che si stava recando nella vicina isola ecologica, che lo ha travolto e trascinato per una decina di metri. Subito sono stati allertati i soccorsi giunti sul posto con i sanitari del 118, quindi con gli agenti della polizia stradale. I sanitari hanno provato ad salvare la vita allo sfortunato pensionato. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare, è morto per le gravi ferite riportate nel incredibile incidente. La polizia stradale sta ora cercando di accertare l'esatta dinamica dello scontro. L'uomo di certo era con la sua bicicletta quando è stato travolto, non è escluso che il conducente del mezzo pesante non si sia proprio accorto di quanto stava accadendo, tanto da proseguire la strada per alcuni metri. La salma è stata poi ricomposta nella cella mortuaria del cimitero cittadino, in attesa che l'autorità giudiziaria possa disporre la restituzione appunto ai familiari, che hanno poi raggiunto il cimitero proprio per riconoscere lo sfortunato familiare. L'uomo lascia 2 figli e la moglie, in attesa quindi di sapere quando si svolgerà il funerale.